Corsa di chiusura dall'Arcoveggio, 13 al via in questo miglio di categoria G, Colorado B, Duchessa La Torre, Exclusive Paul e Tonanzi, Azzurra Tab, Esmeralda Griff in prima fila, Butterfly Horse, Ele Lamborghini, Heraclion Font, Idea di Carrouge, Jackie's Back e Vita Risaia TRGF in seconda e Primavera in terza. Macchina che stacca, partiti con la velocità iniziale di numero Duchessa La 5 Torre che Azzurra assume Tab l'iniziativa squalificato, numero 12 Evita Risaia TRGF confronti del numero 1 squalificato, Colorado B. numero 4 Etonante All'esterno invece Esmeralda che si accoda poi in terza posizione. E quindi Duchessa La Torre in vantaggio, poi sposta Colorado B che va a chiedere e ottenere strada in 400 metri, la rileva al comando, quindi nuovo leader Colorado B nei confronti di Duchessa La Torre. Cerca di progredire Jackie's Back che raggiunge in terza posizione Esmeralda Griff. Intanto i 600 se ne vanno in 44,9 con Colorado B che conduce nei confronti di Duchessa La Torre. Per corsie esterne invece avanza Jackie's Back, è seguito da Idea de Casrouge. Quindi a largo anche Heraclion Font, poi Ele Lamborghini. Tanto si avvicina Jackie's Back dopo un chilometro percorso l'1.15.3, siamo ora a 500 dall'arrivo. Jackie's Back va all'attacco di Colorado B, le impegna e lo sopravanza al paletto dei 400 metri finali, quando cerca di avvicinarsi anche Idea de Casrouge. Idea de Casrouge va su Jackie's Back e lo sopravanza, ma interviene a questo punto Heraclion Font. Heraclion Font va su Idea de Casrouge e l'attacca, poi avanza anche le Lamborghini. Completamento della curva, ingresso addirittura, ultimi 80 metri di gara, passa Heraclion Font e viene a vincere nei confronti di Idea de Casrouge. Al terzo posto Ele Lamborghini, 1.16.5, il ragguaglio conclusivo. Vince la quarta corsa in giornata Vincenzo Luongo, questa volta con Heraclion Font per conto di Giuseppe Tranchina. Poker per Vincenzo Luongo che viene a sconfiggere Idea de Casrouge nel tratto finale, mentre al terzo posto finisce bene Ele Lamborghini. La vittoria dunque il poker per Vincenzo Luongo per conto di Gaspare Tranchina e della Scuderia San Vincentius.